Nel segmento dei crossover entra tipo Cross Fiat. Dacia Sandero si appresta ad arrivare in concessionaria nel mese di gennaio 2021. È in arrivo la seconda generazione di Mirai, la rivoluzionaria berlina Toyota a zero emissioni. Con tipo Cross Fiat entra nel segmento dei crossover, le vetture pensate per la famiglia con assetto più alto e aspetto più aggressivo. Prezzo molto competitivo, si parte infatti da 23.500 euro. Tipo Cross viene proposta con due motori diesel e l'inedito 3 cilindri benzina da 1 litro e 100 cavalli di potenza che appartiene alla famiglia del Firefly Turbo. Più confortevole e silenzioso, questo nuovo propulsore riduce anche le emissioni di CO2. All'interno un'altra novità che consente di avere sotto controllo lo stato della vettura, la parte multimediale e il telefono tramite un solo display. Apprezzata dal pubblico italiano tanto da essere la vettura straniera più acquistata dai privati, Dacia Sandero si appresta ad arrivare in concessionaria nel mese di gennaio con una nuova versione più tecnologica, attenta ai dettagli, ma con la solita convenienza in termini di prezzo. Nuova Sandero, disponibile in versione Straightway e Stepway, è disponibile infatti a partire da 8.950 euro fino ad un massimo di 13.950 euro per la versione più accessoriata con motorizzazione GPL oltre che benzina. I sedili anteriori, oltre ad una selleria di migliore qualità, offrono più comfort grazie al poggiatesta regolabile in altezza. Lo sterzo è al 100% elettrico e si sente soprattutto nei parcheggi. Per Toyota la priorità è stata creare un fascino più emotivo attraverso il design e la qualità di guida, oltre alle prestazioni ecologiche della Mirai. Il sistema a celle a combustibile completamente riprogettato permette significative riduzioni delle dimensioni e del peso di tutti i componenti principali. L'installazione di un gruppo propulsore elettrico a celle e combustibile completamente rivisto sulla piattaforma del veicolo GAL permette di raggiungere il perfetto bilanciamento 50-50 dei pesi.